Una battaglia senza esclusioni di colpi, ma il nemico resta ignoto. Il Covid è un fenomeno naturale che muta e costringe a cambiare pallottole per attenuarne gli effetti. Da lunedì riaprono le scuole superiori in Veneto e indubbiamente il fattore di rischio contagio aumenta, tanto che si è stabilito un monitoraggio continuo con screening a campione degli studenti. La prevenzione è lo strumento più efficace per arginare un'epidemia bizzarra ed imprevedibile. Ci sono delle cose che non sono facilmente spiegabili con un unico motivo. Di sicuro noi abbiamo un enorme lavoro silenzioso della prevenzione, del tracciamento, del territorio che ha monitorato un fracasso di situazioni, di isolamenti, di gente in quarantena e monitorata, di tamponi per screenare situazioni dubbie o difficili. Ecco, questo è un lavoro silenzioso di cui non si parla, enorme, su tutto il territorio. Perché io mi agito a volte? Perché a volte c'è il pensiero di essere immortali, invincibili e di riuscire a controllare tutto. Non è così. Magari fosse così. Guardate che New York ha fatto le fosse comuni. Certo. Johnson ha più di 100.000 morti. La Germania, che tutti decantavano come la realtà sanitaria migliore del mondo nella prima fase, adesso non ne viene più fuori. Ieri la Francia ha annunciato, lo dico ai veneti che ci ascoltano, che non pensino che sia finita qui la storia del contagio. Ieri la Francia ha annunciato un lockdown durissimo. Certo. E quanti mi dicevano, ma la Francia tiene le scuole aperte? Ve lo ricordate, questa frase qui? Però la Francia ha tenuto le scuole aperte a differenza dell'Italia. Sì, lockdown durissimo. Questo paese, guardate, non lo potrei anche politicamente, sto dicendo qualcosa forse anche contro di me. Questo paese è riuscito ad arrivare fino ad oggi senza fare il lockdown, adottando la politica delle zone. Germania lockdown, Gran Bretagna lockdown, Francia lockdown, Spagna sta tornando dentro il lockdown, quindi penso insomma, che proprio tutti questi danni non li abbiamo fatto. E quindi non ci si dovrebbe meravigliare troppo se si sviluppano cluster di contagio in ospedali non Covid. La possibilità che possa accadere è tutt'altro che irrilevante. E se l'Europa insiste a classificare il nord-est come zona rosso scuro da cui non ci si può spostare verso l'Unione, la regione ribatte che il parametro adottato è inesatto, vecchio e parziale.